Bentrovati al meteo. Domenica 26 settembre l'Italia sarà investita da una perturbazione proveniente dall'Atlantico, i cui effetti si faranno sentire anche sul nostro territorio. Nel dettaglio sul Veneto condizioni variabili, al mattino sarà più asciutto con ampie schiarite soleggiate. Con il passare delle ore aumento della nuvolosità e primi rovesci in montagna e sui settori pedemontani. Entro sera fenomeni via via più estesi un po' dappertutto. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 14 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 22 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo dapprima tanto sole e a seguire anche in questo caso addensamenti nuvolosi e in serata non si escludono dei temporali. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 23-24. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, cielo poco nuvoloso in mattinata, dalle ore pomeridiane locali acquazzoni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 23-24 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3.